io su questo, se vuoi dire qualcosa, non è bello, devo dire. Non è bello perché Spalletti ha chiesto scusa dopo un minuto, sono cose di campo, non so se il Presidente puoi commentare o dopo, perché poi il compleanno, ci hanno bussato compleanno questa condizione. Non c'è da commentare perché se no il commento dovrebbe partire dalla notte dei tempi, quindi voglio dire, è inutile che commentiamo quello che è sotto gli occhi di tutti, ma non solo per il Napoli, ma per tutto il calcio italiano. Quindi purtroppo questo è un problema che supereremo soltanto quando la Lega sarà veramente indipendente e quindi potrà gestire lei gli arbitri, così come avviene in Inghilterra. Questo sono anni che lo diciamo, ma poi tu sai meglio di me che purtroppo all'interno di certe compagini associative esiste anche lì il voler fare politica, e il voler fare politica molto spesso distorce quello che è sotto gli occhi di tutti da un punto di vista proprio commerciale, industriale, di protezione democratica di tutti quanti, perché tutti hanno diritto ad avere un arbitraggio corretto, ma soprattutto hanno diritto al ricorso alla moviola in campo. Quindi oggi come oggi, una volta la vedono, una volta non la vedono, una volta la vedono sempre, un'altra volta la vedono a spizzichi e bocconi. Cioè voglio dire, non esiste una tutela che sia garantista di un gioco corretto e rispettabile. Ognuno fa come gli pare e questo non va bene. Bisogna riformare.